Questo programma è offerto da Buonasera Daniele Emanueli, benvenuti alla 31esima puntata di stagione di Calcio di Rigore. Ritroviamo con piacere alla conduzione anche Valentina Violini. Ben ritrovati. Ciao Vale, ricordiamo subito il numero per interagire con noi. Subito 333 094 299, numero WhatsApp e SMS per comunicare con messaggi. Ebbene, salutiamo anche il nostro Matteo, lo salutiamo. Matteo Zampini, assolutamente sì, curatore della pagina Facebook e WhatsApp. Ciao Matteo, andiamo a presentare subito gli ospiti di questa serata. Ritroviamo alla mia sinistra l'opinionista Giacomo Alpini. Ciao, buonasera a tutti. Invece lui è un amico che viene da Bologna, terza, quarta volta in studio quest'anno, Mirko Mariotti. Buonasera a tutti. Invece lui è un amico storico che da quando abbiamo aperto Calcio di Rigore è sempre venuto tutti gli anni con la sua presenza, l'ha sempre fatto ai nostri studi, l'allenatore del Pietracuta, Luca Fergnani. Buonasera. Ciao Luca, lui purtroppo ci tocca subirlo, Valentina, è una peste, però... Io sono contenta di rivederlo, ma non glielo dire. Il giornalista Alessandro Malzocchi, ciao. Buonasera a tutti, ciao. Ciao Ale, adesso andiamo a vedere, anzi prima di vedere risultati e classifiche d'eccellenza, volevo fare un commento tecnico con due bolognesi qui presenti questa sera. Stefano, ci dai il contributo dalla regia? Ma chi è quella ragazza lì? Ma ieri era a Bologna, mi dite che... presa addirittura dalle telecamere di Sky, ma... La cosa grave era la maglia il nome della maglia che aveva dietro. Me l'ha tagliata la maglia, hai visto? Non si vede. Un commento tecnico. No, ma la scritta dietro. Posso fare un commento tecnico sugli occhiali orrendi? Sì, sugli occhiali. Noi a Rimini siamo abituati a coltivare tope, le cresciamo bene, anche i milanisti. Coltivare, scusa? Tope. Non avevo capito. Rispetto a Bologna, voi a Bologna giocate con i Lego, penso, noi invece facciamo questo, vedi? E ieri lei era a Bologna. Voi due Io invece... sinceramente non avevo neanche fatto caso agli occhiali. Tu cosa guardavi? La maglia. No, guardava gli occhiali dell'altro là dietro. No, vedi che c'è uno là dietro con gli occhiali. Secondo me qualcuno di voi guardava qualcos'altro. La freccia. La freccia. Va bene, dopo questo bellissimo commento. Che bella sorpresa, grazie. Poi sono felicissima. Guarda, stasera posso vantare della mia custodia, della mia cover di cellulare. Del perché Foggia? Questa è la cosa più del bella. Foggia. Allora, cara Valentina, Altre volte la nascondo. guarda, ti rivediamo ancora in azione, come sempre fashion, tifosissima milanista, sempre di più il calcio ti sta appassionando. mannaggia. Stasera, Mirko, lo diciamo subito, stiamo cercando di trattenerla anche per il prossimo anno, stiamo trattando per il periodo estivo, speriamo di confermarlo, vediamo. Allora, addentriamoci subito in questa puntata particolare perché innanzitutto Valentina bisogna fare i complimenti a Eugenio Angeli, Elisa Drudi, Giacomo Alpini che ieri erano presenti su tutti i campi più importanti della categoria del calcio locale proprio per seguire la promozione della Savignanese, vedere quello che succedeva in prima categoria tra Nova Feltria, Sant'Ermete e Morzano e poi in promozione siamo andati a salutare gli amici del Pietracuta. Ma partiamo con ordine perché iniziamo dall'eccellenza. Risultati e classifica. Massa Lombarda Alfonsine 1-0, Sampa Imola Argentana 1-0, Faenza Castrocaro 2-3, Marignanese Cervia 1-0, Diegaro Classe 0-2, Savignanese Corticella 1-0, San Pietro Granamica 1-0, Russi Progresso 1-6, Fiariccione Real San Lazzaro 8-0. Andiamo a vedere adesso la classifica dopo il penultimo turno, prego Valentina. Abbiamo in testa la Savignanese a 68 punti, Classe 64, Granamica 60, Fiariccione 55, Castrocaro 54, Alfonsine 51, Argentana 49, Marignanese Corticella 46, Diegaro 45, Faenza Progresso 43, Sampa Imola 41, Massa Lombarda 40, Cervia 34, San Pietro 31, Russi 30, Real San Lazzaro 1. Un punto. Ebbene, allora io direi prima di sentire subito gli opinionisti di questa serata e ci addentriamo poi anche sulle partite che hanno visto da vicino anche Luca e Giacomo, direi di andare a vedere il primo servizio della 31esima puntata di Calcio di Rigore. Sintesi di partita tra Russi contro Progresso. Forno d'Asolo, per il tuo ordine contatta l'agente Andrea Parlani al 342 004 Allora, Granamica
È la domenica della beffa per i russi che subisce 6 reti tra le mura amiche e i sorpassi in classifica Fino dei a serviti metà di mi ha vincoli, fatto dire posizione Granamica. gradatoria e ritorni in promozione alla porta. Eppure i falchetti erano andati sopra con un gran gol di Ricci fra Battista che disegna una traiettoria che sa tanto di arcobaleno. Eppure questa sarà l'unica cosa colorata di un pomeriggio amaro, poiché il Progresso previene subito al pareggio con questa bordata dalla distanza di Rossi che Cenni tocca ma non trattiene con la sfera che lentamente si infila in rete. Da calcio piazzato Cenni è costretto a rifugiarsi in corner, ma il portiere nelle uscite si dimostra davvero preoccupante quando dal corner esce a farfalle permettendo a Rossi di testa di infilarlo per la seconda volta. Il portiere si riscatta parzialmente quando Grazioso da calcio piazzato appoggia per Di Giulio, rifugiandosi in corner, ma la bandierina si dimostra nuovamente il suo punto debole. Cenni non esce, questa volta sul secondo palo a infilarlo di testa è Majorano, squadra a riposo sull'1-3. Le cose si complicano maledettamente all'inizio ripresa quando una manata sul voto di Grazioso viene sanzionata dal direttore di gara col cartellino rosso, Russi addirittura in 10 uomini. Il Progresso continua a premere sull'acceleratore sul filo del fuorigioco, Tedeschi firma il poker. Reazione sterile dei padroni di casa che produce una conclusione di Gallamini bloccata da Albertazzi e una girata di Sebastiani nuovamente bloccata dall'estremo ospite. Dall'altra parte il Progresso si diverte e gioca di classe, rete d'autore per Cotti, quella dell'1-5, ma il festival del gol ancora non termina. C'è tempo per un altro corner sul quale Cenni non esce, palla allontanata sui piedi di Sanso che al minuto 82 firma l'1-6, clamoroso. Nel finale i falchetti vanno alla battuta con Schiavone e Babini, ma senza trovar fortuna. Giornata nera, nerissima per i falchetti. Allora Alessandro, analizziamo questa vittoria. Praticamente il Progresso si può dire che ormai è salvo, Sì. e il Russi invece può dire quasi addio alla promozione. Sì, All'eccellenza. sì, esatto, sì, è andata così, un risultato molto, molto largo che sinceramente non mi aspettavo. Abbiamo visto anche qualche incertezza dell'estremo difensore del Russi che insomma ha avuto diciamo una giornata no. Progresso che si salva un po' all'ultimo, considerando che il girone non è proprio forte come quello dell'anno scorso, però oggettivamente il Progresso si doveva salvare e si è salvato. Ti ha sorpreso la vittoria della Savignanese in questo campionato o tu reputi la formazione di Farneti la più forte? Guarda, più forte non lo so, nel senso che comunque è stato un girone molto equilibrato, molto livellato verso il basso, rispetto all'anno scorso che secondo me era molto più forte come girone. La Savignanese secondo me è stata la più continua, è stata quella che ha avuto una continuità di risultati più importante rispetto alle altre e questo fa la differenza. Classe e Corticella ti hanno deluso, ti aspettavi qualcosa in più? Dal Classe mi aspettavo questo risultato perché comunque anche l'anno scorso hanno sbattagliato per il secondo posto, alla fine l'ha spuntata il Sasso Marconi, però il Classe comunque se l'è giocata, il Corticella ha fatto un campionato di metà classifica, ci sta, è un campionato giusto per le possibilità che avevano, anche se, ribadisco, essendo il girone molto scarso rispetto all'anno scorso chiaramente, qualche punticino in più forse potevano farlo. Mirko, top e flop di questo girone? Qua dei top e flop onestamente non è che ce ne siano tanti, perché il campionato, l'ha detto bene lui, quest'anno di livello era abbastanza mediocre, sono spiccate quelle 3-4 squadre che onestamente si sapeva che avrebbero fatto bene, hanno un po' mollato nel finale l'Alfonsino e il Diegro, anche perché avendo visto che non potevano più raccogliere risultati di rilievo hanno un po' mollato. La Savignanese non è una sorpresa perché era la squadra che tra le tante era quella forse costruita meglio, poteva fare qualcosina di più il Castrocaro, mentre delusione sicuramente il Progresso. Penso che insomma, ci si aspettava un campionato diverso, non magari di primissima fascia, però un campionato almeno nella parte sinistra della classifica. Prego Alessandro. No, volevo dire forse anche il Massa Lombarda. Un po' Anche come il delusione. Massa, anche se Bravo. si è un po' ringiovanito, però. Io metterei anche il Cervia, perché il Cervia aveva un organico che non era da ultime posizioni. A mio avviso ha un po' deluso e questo campionato è stata una delle squadre che forse ha deluso di più a mio avviso. Allora rispondimi a questa domanda, top e flop delle Riminesi. Il flop direi proprio il Cervia. Per quanto riguarda invece il top, io direi la Marignanese, perché era partita malissimo e con un organico molto giovane è riuscita a ottenere una salvezza e forse se fosse stata concentrata nel momento giusto avrebbe raggiunto anche qualcos'altro.
Valentina, leggiamo il primo messaggio che sono arrivati. Arriva un Forza Pietracuta, non si firma, chiediamo magari di firmare se qualcuno si riconosce questo messaggio. Intanto Forza Pietracuta. Luca, prima di andare a proseguire la nostra rassegna per quanto riguarda le eccellenze e fare i complimenti alla Savignanese, tra poco vedremo il contributo video. Un particolare saluto anche alla piazza di Pietracuta, ci seguono in tanti, avete fatto un lavoro eccezionale, ne parlavamo prima anche a telecamere spente. Mirko ha detto una cosa importante, quello che ho ribadito anch'io ai dirigenti rossoblù che sono stati quest'anno ospiti qui nei nostri studi. Ho fatto sempre questa battuta, siete 4 gatti ma riuscite a farvi rispettare, a farvi un mazzo tanto e a mandare avanti la società. Io penso che il segreto di questa formazione, oltre al tuo lavoro, sia anche quello di avere una società con le spalle solide. Ah, sicuramente, la società è la prima cosa. Poi ci deve essere l'amalgama allenatori, giocatori e società, ma senza società non si fanno questi risultati. Ricordiamoci che Pietracuta è una piccola frazione del comune di San Leo, quindi non ha tanti abitanti, ma c'è grande passione, c'è grande voglia, ci sono strutture di elevato, penso sia, forse Pietracuta penso sia il campo più bello della promozione, o comunque uno tra i più belli del girone B. Sì, il Bindi è molto bello. Tenuto benissimo, abbiamo le strutture per allenarsi bene, non c'è pressione. Quest'anno siamo stati bravi anche a fare un qualcosa che a Pietracuta non era mai stato fatto, nel senso che giocarci l'accesso ai playoff fino all'ultima giornata, quando forse tutti si aspettavano una salvezza o qualcosa in più, anche perché fino al primi di agosto ancora non sapevamo che categoria fare. E tra l'altro vi sentivate spesso voi due, vi siete conosciuti lì. Un giorno lì, l'altro pure ci sentivamo, ma siamo ripescati, ma stai tranquillo, mi ripesca, stai tranquillo, che poi alla fine insomma. Esatto, poi alla fine poi c'è il lavoro, ripeto, della società, perché si è partiti con l'idea di preparare una squadra per la promozione, che non è come preparare una squadra per la prima categoria. Abbiamo indovinato, diciamo, oltre ai consigli di Mirko, e sono stati fatti pochi acquisti ma tanto mirati, oltre a prendere quei 3-4 giovani del nostro piccolo juniores, che quest'anno non c'è più, però abbiamo un buon settore giovanile, per farli, hanno giocato tante partite in prima squadra, in promozione, ragazzi che l'anno scorso giocavano in juniores, quindi questo va dato atto alla società di aver puntato anche sui propri, non sempre andarli a prendere. Poi è arrivato qualcuno anche, però da fuori, però tutti nella zona di Pietracuta o comunque le zone limitrofe. Limitrofe, è vero. Giacomo, se volevi aggiungere qualcosa? Sì, io volevo, per il momento non l'abbiamo ancora fatto e mi sembra doveroso fare i complimenti alla Savignanese. Sì, la Savignanese adesso sicuramente il servizio verrà messo in risalto, però ricordiamo che in questo campionato è sempre stato tra le prime posizioni, ha sempre lottato al vertice e c'è un giusto premio per questa società che è veramente un modello per molti nella nostra zona. Ricordiamo il settore giovanile più importante. Bravissimo, il settore giovanile, e poi ricordiamo che un mister che da 13 anni su una panchina, ce ne sono pochi. Ce ne sono pochi. Valentina, cosa andiamo a vedere? Savignanese contro Corticella. romagnasport.com, il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto. Davanti a uno stadio gremito, la Savignanese conquista una storica promozione in Serie D e l'anno prossimo sarà un derby assolutamente da leggenda con i cugini della San Maurese. Finalmente anche i gialloblu approdano tra i grandi, considerando il vivaio tra i più numerosi della Romagna. L'inizio è di marca locale, cross di Manuzzi per l'inserimento di Guidi. Tempestiva la chiusura della difesa ospite con il pallone che viene infine raccolto da Desti. Al nono il gol che vale il campionato, non a caso firmato dal numero 9 Farneti. L'asse di sinistra funziona alla meraviglia, traversone di Vandi per Farneti che si libera in area di rigore del suo diretto marcatore, addomestica la sfera, si gira e beffa Desti nell'angolo più lontano. Sarà questo il gol partita. Il Corticella tenta l'immediata reazione, Stanzani raccoglie la sfera sulla destra, appoggia per Ragazzini, tiro senza pretese, sporcato dalla retroguardia di casa.
Grazia, ispirato, serve Don Vito. Il numero 10 è il tempo di piazzare il pallone, ma la conclusione è da dimenticare. La Savignanese si fa vedere con Mannuzzi, l'esterno stoppa la sfera in corsa e calcia tra i guantoni di Desti. A campi invertiti nella ripresa Brigliadori mette da subito i brividi con questo tiro dalla distanza, terminato di niente al lato. Il Corticella ha l'occasione per il pareggio. Marchesi serve Grazia che imitando Farneti si gira dentro l'area di rigore trovando Giannelli che distinto respinge il suo tentativo. Dalla parte opposta, cross per il colpo di testa di Righi, sfera di un niente alta. Continua il pressing dei padroni di casa, Manuzzi addomestica la sfera ma calcia in bocca a Desti. L'ultima azione è a cura di Marca ospite con Rossetti che di testa non inquadra il bersaglio. Non succede più nulla fino al triplice fischio finale quando dirigenza, tifosi e protagonisti in campo della Savignanese possono finalmente lasciarsi andare nella gioia più insperata che equivale per Savignano del Rubicone alla Serie D. I complimenti sono d'obbligo, passando per lo stesso cognome vanno dall'Alex Ferguson di Savignano, il tecnico Farneti, al goleador di giornata il numero 9 Farneti. Da stasera anche i gialloblu entrano nel calcio che conta. I complimenti li abbiamo fatto, ieri l'atmosfera che tu hai vissuto, riprendendo la partita, che sensazioni hai avuto, se c'è gente, se secondo te ci sono le basi appunto per fare un buon campionato di Serie D il prossimo anno? Allora, sicuramente vedendo la partita di ieri ti direi di sì, ma visto che ero andato anche la settimana prima, forse il pubblico dovrebbe stare più vicino a questa squadra, anche perché la settimana prima non c'era un gran pubblico e poteva chiudere i giochi anche la settimana scorsa. Però ieri grande bella atmosfera, una partita non spettacolare sicuramente, visto l'importanza, la Savignanese doveva vincere. Una volta andata in vantaggio è stata un po' una partita abbastanza noiosa, però era normale visto anche che il Corticella sicuramente non ha giocato una delle migliori partite, visto che ormai non aveva niente da dire per il campionato, però sicuramente importante per la Savignanese e un successo meritato. Ale, un Corticella forse un po' rinunciatario vedendo un po' le azioni di questa partita riprese appunto dal nostro Giacomo. Corticella che ha fatto giocare tanti giovani, ha fatto esordire anche il portiere, quindi assolutamente fuori quota. È chiaro che insomma, in questo caso la differenza di motivazioni è ovvia, la Savignanese bastava, insomma, doveva vincere per vincere il campionato, il Corticella è ampiamente salvo, poi peraltro martedì giocheranno una partita... Esatto, domani giocherà una partita importante. Non litigate? No, assolutamente. La Juniores del Corticella giocherà la finale, quindi in quel di Spilamberto, e quindi è chiaro che qualche giocatore, qualche fuoriquota importante è stato tenuto a riposo per domani, questo è chiaro. Mirko, è una Savignanese che farà il derby il prossimo anno con la vicina San Maurese, già sono partiti gli sfottò tra le due tifoserie, sono vicinissime, 5-6 km, si separano forse anche di meno. Poi la prima volta in Serie D, sarà ancora più sentito. Una società che anno per anno ci ha provato, ha lavorato, come diceva Farneti, ieri ha ringraziato veramente tutti, compreso anche il nostro Giacomo Alpini, per dirti, quindi volevo capire veramente quali possono essere gli scenari futuri di questa società. È una società che ha sempre comunque vissuto il suo campionato d'eccellenza, anche perché poi ricordiamoci che la Savignanese è la squadra che nel complesso ha disputato tutti i campionati di eccellenza della storia tranne uno. È vero. Ed è giusto che faccia un tentativo anche in Serie D, anche perché soprattutto non tanto solo per le strutture ma per il settore giovanile che ha, che da anni sforna talenti in continuazione che vanno, insomma, si sparpagliano un po' tra Cesena, Forlì e dintorni, e secondo me è giusto che provino questa esperienza. Poi credo che non avranno aspettative sicuramente da questo campionato che arriverà, però credo anche che se dovesse arrivare, non mi auguro di no, dovesse arrivare anche nella retrocessione, non credo faranno drammi, ripartiranno poi dalle eccellenze e continueranno a fare il loro lavoro. Buffo no, però è ovvio che per una neopromossa fare l'esordio in Serie D è sempre comunque difficile. Stefano, intanto dalla regia guardiamo il prossimo turno in maniera molto veloce, perché poi volevo passare anche a leggere un po' i messaggi che stanno arrivando da casa. Prego Valentina. Corticella Diegaro, Granamica Faenza, Classe Fiariccione, Real San Lazzaro Marignanese, Cervia Massa Lombarda, Alfonsine Russi, Progresso San Pietro, Castrocaro San Paimola, Argentana Savignanese. Qui Mirko, per quanto riguarda la zona play-out, come
funziona, dato che comunque abbiamo spiegato l'altra volta che c'è la prima che sale di categoria e la seconda andrebbe alle fasi finali, se non sbaglio. Allora, Savignanese promossa, classe già le spareggi nazionali, e San Pietro Vincoli e Russia e la Salazzaro sono già retrocesse matematicamente, mentre sarà decisiva Massa Lombarda, Cervia e Massa Lombarda domenica, perché se il Massa Lombarda vince automaticamente il Cervia retrocede, quindi non ci sarebbero i play-out. Se pareggiano dipende molto da cosa fa anche il Sampa Imola, perché se Sampa Imola e Massa Lombarda arrivano a pari punti a giocare il play-out al Sampa Imola per la differenza reti, e invece il Cervia deve vincere per continuare, insomma, perlomeno vincere o pareggiare per continuare comunque almeno una piccola speranza di salvezza. Il Cervia ha fatto, come diceva bene Giacomo, ha deluso un po', è calato molto nel giorno di ritorno. Sì, perché come ricordo le prime 5-6 partite era addirittura prima in classifica, per quello che Giacomo si ricordava bene. Leggiamo qualche messaggio e poi passiamo a leggere la promozione, prego. Domanda per Fregnani. Nell'eventualità di playoff, riuscirà a portarle a termine visto che ha già prenotato le vacanze per metà giugno? Metà giugno, massimo solo 2 settimane. Sarà la signora. Può darsi. Ti vogliono bene da casa, ti vogliono bene. Può darsi. Con il nostro Stefano Pappini andiamo a vedere risultati e classifiche di promozione girone D. Prego Valentina. Calcio Cotignola, Bellaria e Gemarina 12-0. Ripeti. No, non è ripeto. un errore. Abbiamo capito tutti, credo. 12-0. Savarna del Duca Ribelle 0-2, il Gemarina Football Cava 0-2, Stella Gambettola 1-0, Pietracuta Gatteo 4-0, Ronco del Vice Forlì Giovane Cattolica 2-1, Reda Reno 3-0, Tropical Coreano San Pierana 1-0, Savio Calcio Torconca 0-0. Andiamo a vedere la classifica che si fa interessante soprattutto per i colori di Giacomo Alpini. Prego Valentina. Quanto sei cattivo. Giovane Cattolica conduce a 70 punti, segue del Duca Ribelle 64, Calcio Cotignola 63, Ronche del Vice Forlì 62, Torconca Pietracuta 58, Tropical Coreano 57, Reda 51, Gambettola 49, Stella 47, Football Cava 46, Gemarina 43, Reno 39, San Pierana 38, Savarda 35, Gatteo 21, Savio Calcio 19, Bellaria Gemarina 3. Allora, Luca, so che la società quest'anno ti aveva chiesto di salvarsi, tu sei andato oltre ogni più rosea aspettativa e appunto vengono rinnovati anche in questa diretta i complimenti per il tuo lavoro. La domanda sorge spontanea: quanto c'è di Fregnani nel piazzamento attuale del Pietracuta in questa stagione? E soprattutto faccio il Sandro Conti della situazione, alias, perché non lo sapesse, direttore sportivo del Pietracuta, rimane o non rimane il prossimo anno? Allora, per me sicuramente sì, nel senso che a Pietracuta sto troppo bene, poi gli accordi si fanno sempre in due. Il campionato di Luca Fregnani c'è poco, Luca Fregnani è esordiente in promozione, quindi ha tutto da imparare, anzi ha sbagliato anche abbastanza, forse potevamo anche fare qualcosina meglio. C'è, come ho detto prima, la società e c'è un gruppo di giocatori molto forte, valido, di prospettiva, squadra che ha 2 giocatori sopra i 30 anni, a parte i nostri 2 portieri Balducci e Spadazzi che hanno fatto la loro grande figura, che sono sopra i 40, che ci hanno dato 2 giovanotti, però abbiamo 2 giocatori sopra i 30 anni, quindi è un'età media molto bassa, abbiamo 14 fuori quota su 25 giocatori, quindi questo è vanto secondo me per la società Pietracuta, come ho detto prima, e dobbiamo continuare a crescere. Non è facile perché l'anno scorso venivamo che tutto quello che ottenevamo era di guadagnato. Migliorarsi non è mai facile, anzi. Adesso però abbiamo un'altra 90 minuti belli. È venuto fuori un bel incrocio nell'ultima giornata, il destino ci fa stare lì sul pezzo fino all'ultimo minuto. Senti, io gli ho fatto questa domanda a qualche dirigente del Pietracuta, ti dico che qualcuno l'ho dovuto portare subito all'ospedale, qualcuno si è fatto ricoverare, ho detto ma se Fregnani dovesse vincere i playoff e portarvi in eccellenza come va a finire qui? E mi hanno risposto, e chi paga? Quindi Luca, io ti chiedo, a parte gli scherzi, ma
Pietracuta, bellissimo impianto, bellissima struttura, ci sono anche i giocatori, tu prima sottolineavi 2 giovanotti come i portieri che hanno portato sicuramente esperienza, li conosco tra l'altro tutti e 2 per un passato anche a Nova Fete, però posso dirti anche che hai dei giocatori di categoria superiore come lo stesso Bomber Fratti che se non sbaglio guida la classifica capocannonieri in promozione. No, beh, ripeto, non conoscevo poco la promozione, non conosco l'eccellenza. Sicuramente per me sono dei giocatori importanti, molto importanti, nel senso che oltre che come giocatori, un giocatore che fa 26 gol, avercene, come si dice, no? Da tutte le parti. Ha tolto parecchie castagne. Esatto, però abbiamo diversi giocatori perché altri 2 sono andati in doppia cifra, quindi è una squadra abbastanza che segna, diciamo. E ci manca qualcosa, però giocatori di categoria superiore secondo me ci sono. Andare in eccellenza, adesso prima proviamo a vedere se riusciamo a centrare i playoff, poi ed è già secondo noi un bel traguardo, poi se arriviamo ai playoff saremo lì a divertirsi come abbiamo fatto fino adesso, saranno altri che forse avranno più ansia nei playoff di noi. Noi li abbiamo avuti l'anno scorso quando tutti ci davano per vincenti il campionato e abbiamo vinto i playoff, quindi speriamo di fare pari, nel senso di poterci divertire ai playoff e poi che vinca il migliore sia domenica che durante i playoff. In tal caso, se dovessi vincere toccando ferro, potrete sentirvi di nuovo in estate tra te e Mariotti per sapere dei ripescaggi. E infatti lui penso che speri che non... No. Comunque volevo dirti, saresti l'unico. Esatto. il Forza Pietracuta veniva da Buzze. Lo salutiamo. Ok? Senti, Si è firmato. Luca, qual è stata la partita dove hai capito che il Pietracuta era diventato grande? Allora io dico sempre, ragazzi, che non siamo ancora grandi, nel senso che non abbiamo mai vinto, o comunque per me mai, però comunque non abbiamo mai vinto una partita dove abbiamo rubato, cioè nel senso che abbiamo difeso e poi abbiamo fatto un gol di fortuna, che invece per vincere campionati o arrivare ai playoff lo devi fare. Noi quando abbiamo vinto abbiamo sempre dimostrato che quando meritavamo di perdere abbiamo perso. Siamo sulla strada secondo me per crescere, però sicuramente diciamo il punto più alto di quest'annata è stato quando abbiamo vinto in casa contro la capolista, chi ha vinto il campionato, che è il Cattolica, che Pietracuta Cattolica già di per sé suona sì, è vero. in una certa maniera, un 3-0 che tra l'altro penso che abbia dato una grossa spinta anche al Cattolica, perché quando siamo andati, questo l'ho visto così, quando siamo andati a Cattolica, nella porta del Cattolica c'era ancora Pietracuta 3, Cattolica 0, infatti ce ne andati 2 quando siamo andati poi là. Quello secondo me è stato un bel, oltre ad aver guadagnato la vetta della classifica, però sapevamo che eravamo in vetta di passaggio, c'erano squadre che nel girone di ritorno, quando hanno messo a posto determinate cose, sono andati nelle posizioni di competenza, diciamo. Infatti quel periodo che eri primo in classifica 2 dirigenti erano ricoverati in ospedale, te lo dico subito. Ha dato una bella risposta, un po' quando ti ho chiesto io la prima volta quando avevi 5 anni se ti piacevano le donne o gli uomini, è più o meno uguale, no? Io non me la ricordo la risposta. Dai, adesso ti faccio divertire un po' perché tra poco voglio sentire te e Mirko su questo girone, ma Valentina prima? Andiamo a vedere Pietracuta contro Gatteo. Ogni giorno 30.000 persone leggono altarimini.it. L'informazione in tempo reale su Rimini e provincia. Scarica l'app gratuita. Il Pietracuta saluta il pubblico amico con una grande prestazione, rifilando 4 gol al malcapitato Gatteo che nulla può contro gli attacchi locali che incorniciano nel migliore dei modi una stagione degna di entrare nell'album dei ricordi del club. Fratti pensa fin da subito ad aprire proprio tale album trovando i gol che sblocca la gara. L'attaccante, se mai ce ne fosse bisogno, dimostra un feeling pazzesco con la porta avversaria, anche se Tosi si dimostra bravo assist man. Il Gatteo concede molti spazi, il Pietracuta trova subito il raddoppio, il cross di Giovannetti viene respinto malamente da Mosconi che spedisce la sfera tra i piedi dell'ex Nova Fete Eugenio Sebastiani, tiro a giro per il 2-0 e gran bella marcatura da parte del numero 7. In una domenica che si colora di grigio dato il maltempo, il Pietracuta però si guarda troppo allo specchio, Rabbi si lascia infilare così da Bertozzi che trova sulla propria strada la Sanni. Dall'altra parte palla di Balducci, lateralmente avviene l'inserimento di Tani, traversone al centro per Fratti, grande intervento di Arena ad evitare il tris. Altra distrazione difensiva da parte degli uomini di casa, Comuniello di forza, resiste a Mularoni, poi va giù, si rialza ma Balducci lo stende nuovamente.
Il replay ci mostra il tocco del centrocampista di casa. Per il direttore di gara trattasi di rigore. Dagli 11 metri Comuniello ci mette sì forza ma non precisione, palla che sbatte sul legno alto della porta. Prima del duplice fischio Fratti inventa per Tosi che porta a spasso il suo marcatore per poi infilare Arena trovando il 3-0 per il Pietracuta. Il Gatteo quantomeno ha la forza di non arrendersi, ma il tiro di Golinucci risulta centrale. Fratti accoglie in aria il pallone, ha il tempo di girarsi ma calcia centralmente e debolmente. Ancora Sebastiani cerca di mandare in gol la punta del Pietracuta, ma questa volta l'attaccante viene murato in corner. Il Pietracuta insiste, vuole trovare la quarta marcatura, nel festival del gol vuole partecipare anche Alessio Balducci, serie di finte ma Arena si salva con l'aiuto del palo. Poi Diego Lasagni, il portiere del Pietracuta, imposta il gioco, lancio lungo a cercare Tomasini che si divora i poker andando via ai propri marcatori. Dall'altra parte arriva la punizione di Comuniello, bloccato senza problemi da Lasagni, ma il 4-0 non tarda ad arrivare. Alilai, lanciato nuovamente in profondità, va via tutta la difesa giallorossa per infilare Arena. Il Pietracuta saluta con il poker un pubblico amico, ma Lasagni del resto dimostra di essere già un allenatore in campo. Il carattere è quello di Fregnani, nonostante il sonoro 4-0, come il tecnico analizza alcune fasi del match che andavano maggiormente curate. Sicuramente potevamo fare meglio sotto l'aspetto dell'ultimo passaggio, sotto l'aspetto degli ultimi 25 metri, magari siamo riusciti poco ad essere incisivi come squadra, cercavamo più il gol del singolo, sicuramente potevamo aiutarci più in fase offensiva nel fare più gol o comunque costruire meglio l'ultima azione. No, veramente, a chi assomiglia a Lasagni lo diciamo in diretta. Abbiati, somiglia a Abbiati. Ad Abbiati, quindi Diego sappi che il nostro Marzocchi ti ha battezzato in nuovo Abbiati. Nuovo Abbiati, aveva anche la maglia uguale. Uguale, tempi del Milan. Interista. Caro Giacomo, Interista. non glielo dire, guarda. Bravo Mazzocchi, vedo che sei molto attento. Sei preso. Alpini, ieri è stata una bella giornata per il calcio bellariese, no? Bellaria 12-0. No, è stata... Vabbè, lasciamo stare il Bellaria. No, non mi interessa una il battuta. No. L'ennesima L'ennesima figuraccia. E per fortuna che settimana prossima finisce tutto, perché 30-32 sconfitte, 151 gol subiti fanno male al calcio e soprattutto a chi ci tiene a certi colori, a chi ci tiene al nome di Bellaria. Giacomo, ma finisce tutto? Finisce tutto è una bella domanda, nel senso che se fosse necessario finire tutto per ripartire in maniera buona, io ti direi mi auguro che finisca tutto. Però non lo so, perché girano tantissime voci, non si capisce mai effettivamente cosa verrà fatto il prossimo anno, e addirittura parlano anche di ripescaggio. Quindi hanno perso, cioè il destino del Bellaria anche. Tu preferiresti partire da zero nonostante... Io ripartirei da zero, sì. Ripartirei da zero, per proprio dare una nuova cambiando tutto, completamente tutto. Non ti voglio dire altro. No, comunque la tua domanda era giusta e bisogna fare gli onori alla Stella e all'Igea. Due piccole società che sono riuscite a salvarsi con una giornata di anticipo, creando un buon gruppo, soprattutto quello di Igea che aveva vissuto durante l'anno qualche piccolo problema e dopo, grazie al gruppo che hanno veramente compatto, sono riusciti ad arrivare a questo risultato. E stesso discorso per la Stella, quindi complimenti a queste due società. Invece a te Mirko ti chiedo, per concludere il discorso della promozione, chi vedi favorita per i playoff? Fregnani non ti ascolta in questo momento. No, io spero di ascoltarlo, insomma, quest'estate, no. Onestamente se si va ai playoff stanno finendo forte un po' tutte. Forse quella più pronta è il Ronco, che probabilmente un po' per organico, un po' perché forse arriva anche una sorpresina nei playoff. Il suo amico, indichiamolo. Si può dire? Sì, lo potete dire. Che arriva Bernacci? Berna fa la differenza ovunque, comunque, quindi... Manco avessi visto Shevchenko. No, è vero. Si è illuminato. Manco avessi visto Shevchenko. Ragazzi, c'era Sheva, Van Basten, Sheva e Berna. Marzocchi, vedi, qui praticamente non si illuminano per le donne, per la Valentina, per le curve, ma per i giocatori. Quindi hai capito come sono messi. Sinceramente dei tre per le tartarughe. No, io mi illumino solo con Inzaghi, quindi mi dispiace. Va bene. Però hai parlato bene anche te, perché Pippo è sempre Pippo. Bene, dopo questi interessanti discorsi, soprattutto relativi alla Serie A, andiamo a vedere il prossimo turno molto velocemente, perché poi, cara Valentina, devi lanciare la pubblicità, prego. Del 2 Caribelle Calcio Cotignola, San Pierani e Giamarina, Football Cava Pietracuta, Gambetto La Reda, Bellaria Ronco del Valle,
Weiss, Reno Savarna, Giovane Cattolica Savio Calcio, Gatteo Stella, Torconca Tropical Coriano. Ebbene, possiamo già dare il risultato di Bellaria, Ronco e del Weiss 0-12, perfetto, così siamo a posto, 24 Hai detto che non facevi altre battute? No, hai ragione, Ho sentito. Hai ragione. Tu dopo ieri che ti hai inquadrato Sky è meglio che... Cosa andiamo adesso? Andiamo un attimo in pubblicità, a tra poco. Bravo. Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere, per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a 4 zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare comunioni. Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44 a Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGF e Ford Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada a secondo il vostro uso, e griglie a pietra lavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Bruserul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Team Botta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Bruserul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o bruserul.com. Forno d'Asolo, per il tuo ordine contatta l'agente Andrea Parlani al 342 004 5098. Al ristorante Pizzeria Al Gufo ti aspettano a pranzo e a cena i sapori della tradizione italiana. Al Gufo si possono assaporare menù di carne e pesce, ottimi vini e una pizza altamente digeribile grazie alla lunga lievitazione naturale con impasto anche al camut e 7 cereali. Poi la tipica cucina romagnola con la pasta fatta in casa. Che bontà! L'accoglienza e l'eleganza del locale mostra riguardo per tutti i tipi di clientela, ideale per organizzare cene aziendali. La cucina e la pizzeria lavorano anche da sport, mentre su prenotazione menù di crudità e per celiaci. Ristorante Al Gufo, via Losanna 44, Miramare di Rimini, di fronte a Aeroporto Fellini. Non so se avete un bicchiere d'acqua da casa che lei è assetata, Ho mangiato il panino con lo specchio. Cioè, ha appena dichiarato non vedo l'ora di andare a bere, neanche a mangiare, a bere, quindi non oso pensare cosa voglia bere lei stasera. Va bene, Siete di calcio stasera. Allora, vorrei commentare un attimo il prossimo turno perché ho dovuto lanciare per dovere di cronaca la pubblicità, lo dico solamente per questo. Sì, sì, no, sicuramente nel girone di promozione le ultime giornate sono state veramente interessanti. L'ultima è interessantissima perché c'è la seconda e la terza che si affrontano del Duca Cotignola, c'è Torconca contro il Tropical Coriano per un altro posto per la zona playoff e poi c'è questo Reno Savarna per la zona playout che è molto interessante. Quindi sono 3 veramente partite molto interessanti. Allora, pregherei il nostro Eugenio Angeli con la collaborazione di Stefano Papini, Alessandro ci aiuta anche Valentina. Facciamo vedere quello che è già presente in edicola che possono acquistare i nostri spettatori con la collaborazione di Romagna Sport, gli albumacchi, giusto? Chi parla dei due? Mirko, Ale? Mirko, inizia te.
è praticamente uscito l'altro ieri, nuovo di stampa, l'album Acqua 2018, questo è quello emiliano-romagnolo, ma c'è anche quello romagnolo, c'è anche quello marchigiano, c'è anche quello del futsal. Questo diciamo che è proprio l'ultimo appena uscito, quello romagnolo, nonostante i danni che ha fatto Daniele, comunque c'è. Eugenio. Ovviamente lo potete trovare in tutte le edicole, la lista delle edicole la potete trovare sulla home page di Emilia Romagna Sport, quindi ovunque ci sono anche tutte le varie modalità per acquistarlo, anche avere informazioni tramite mail, eccetera, eccetera. Dove si giocherà la Supercoppa? Supercoppa d'Eccellenza che l'anno scorso ha vinto Rimini, lo ricordiamo, quest'anno si giocherà a Castel San Pietro. La data non è ancora certa perché dipenderà molto da quello che accadrà nel girone A di Eccellenza, dato che c'è una sfida bellissima tra Sexdola e Rosselli Mutina che si concluderà sulla carta domenica, ma potrebbe andare oltre ad uno spareggio. Se non ci sarà spareggio si giocherà sabato 12 maggio alle 16:30, se ci sarà spareggio invece si giocherà mercoledì sera alle 20:30, sempre a Castel San Pietro. Ricordo che tutto ricavato, tutto l'incasso andrà in beneficenza. Ti ha scritto una donna intanto. Mi ha scritto una donna. Il nome Emanuela? Giura, addirittura lei non ci crederà anche lei, però prego. Può essere, infatti, ogni tanto succede. L'intero ricavato andrà all'Associazione Retinite Pigmentose e Malattie Rare in Oftalmologia Emilia Romagna, con sede a Bologna, quindi partecipate, ragazzi, poi vi daremo delle informazioni in prossimamente. Sei stato bravissimo. Allora Valentina, con l'aiuto di Stefano Papini, adesso andiamo a vedere il campionato di prima categoria Girone H che ha riservato un dispiacere enorme soprattutto agli amici del Nuova Feta. Grazie Giacomo, prego Valentina. Bacchia Cesenatico Alta Vanconca 5-1, Athletic Poggio Colonnella 0-3, Vismisano Granata 0-0, Valle Savio Junior San Clemente 1-0, Verucchio Miramare 1-2, Sant'Ermete Morciano Calcio 1-1, Bagno di Romagna Real Miramare 3-0, Visnova Felta Riccione 0-1. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno, passo importante soprattutto del Morciano, prego. Morciano Calcio 53 punti, Visnova Feltra 51, Sant'Ermete 49, Vismisano 47, Riccione Valle Savio 42, Granata 41, Athletic Poggio 40, Verucchio 39, Alta Vanconca 38, Bacchia Cesenatico 37, Miramare Colonnella 28, Bagno di Romagna Junior San Clemente 23, Real Miramare 0. 0 punti, benissimo. Allora io Valentina direi di lanciare il primo servizio inerente a questa categoria perché stasera ce ne sono due, ripeto, tecnici e operatori di ieri sono stati bravissimi per curare al massimo questa trasmissione. Vi ringraziamo anche voi per il sostegno che ci state dando, per l'affetto, mi riportano varie cose anche Giacomo sui campi, la stessa Elisa, lo stesso Eugenio, davvero grazie di cuore. Prego Valentina. Andiamo a vedere la sintesi tra Sant'Ermete contro Morciano. È il big match di giornata, quello tra Sant'Ermete e Morciano. Il Sant'Ermete si gioca l'ultima speranza per sperare nella vittoria finale del campionato. Il Morciano vuole mantenere il primato dopo averlo raggiunto nel precedente turno. Il pareggio serve agli ospiti, non certamente a Sant'Ermete che deve per forza vincere. Invece i morcianesi hanno 2 risultati su 3 a favore, Nuova Feltia ovviamente, permettendo pubblico delle grandi occasioni per la gioia del cassiere, direbbe qualcuno. Il presidente Martino vuole riscattare questa stagione giocandosi tutto per tutto nel rush finale. Il Morciano sa che il proprio destino dipende solo dalle proprie gambe. L'inizio non a caso è di marca ospite. Ottaviani viene chiuso al sandwich tra Vucai e Castiglioni. Lo stesso numero 11 si incarica del calcio piazzato che fa esplodere la tifoseria ospite. La sotterra forte, preciso e angolato che viola la porta difesa da Guerra. Per la precisione il tocco di Brisigotti, Ottaviani si libera di Bianchini e batte l'estremo di casa. Il replay a cura di Eugenio Angeli ci mostra la prodezza del numero 11. Il Sant'Ermete risponde nell'immediato con queste incursioni del prete neutralizzata da Gabellini. Bianchini poco dopo appoggia per Vucai che sporca la propria conclusione non incidendo come vorrebbe. Lo stesso numero 10 si fa perdonare poco dopo trovando l'angolo vincente a mezza altezza che fa gridare questa volta a gol la tifoseria di casa con la panchina dei Paperini che si getta in campo ad abbracciare il proprio numero 10. Il primo tempo si conclude con questa punizione di Ottaviani che termina alta. Della serie non è sempre domenica. Nella ripresa Bianchini prova ad imitare Ottaviani direttamente a calcio piazzato con la barriera moccianese che devia la sfera in angolo.
Ancora Bianchini, protagonista sulla destra, ma il tiro cross neutralizzato da Gabellini. Nel finale lo stesso Gabellini deve intervenire in maniera sporca ed evitare il peggio su questo traversone di Bucai ad innescare lo scatenato Bianchini. Termina sull'1-1 il big match con il Santermete che saluta la stagione con 3 punti ottenuti a tavolino già da questa sera con Real Miramare. Con il Morciano che scongiuri a parte si prepara alla grande festa, ma se è vero, come diceva il grande poeta Tonino Guerra, che l'ottimismo è il profumo della vita, certamente non manca al presidente del Santermete. Allora, abbiamo fatto una bellissima partita, un girone di ritorno sensazionale, forse la squadra che ha fatto più punti di tutti. Ci sono un po' di rimpianti, però non è finita qui. Vediamo come va l'ultima, che noi fortunatamente sappiamo già che abbiamo vinto, e in caso siamo pronti per i playoff dove speriamo bene, perché la fiducia è molto alta. Dopo il presidente del Santermete ascoltiamo l'analisi dei due tecnici Pazzini e Amadori. Dovevamo vincere, abbiamo provato a vincere in tutti i modi, e siamo andati sotto purtroppo, pur avendo fatto un buon primo quarto d'ora, primi 20 minuti, purtroppo abbiamo preso questo gol, ma stavamo schiacciando l'avversario nella loro metà campo e abbiamo continuato a macinare il nostro gioco, fatto di ripartenze, fatto di cambi di campo perché abbiamo gli attaccanti veloci, però purtroppo insomma siamo riusciti solo a pareggiare, pur avendo avuto soprattutto nel primo tempo diverse occasioni. È stata una partita non facile, lo sapevamo, contro un'ottima squadra, non a caso non ha mai perso in casa Santermete. Siamo partiti forte noi, in buon approccio, siamo andati sopra su palla inattiva con un gran gol di Ottaviani. E forse l'unico errore di oggi è stato nel momento che loro erano un attimo in difficoltà, abbiamo avuto un paio di situazioni, potevamo fare i secondi, dopo le partite cambiano. Però bisogna riconoscere che ci hanno messo in difficoltà, davanti sono molto veloci, nell'1 contro 1 spesso hanno creato dei pericoli, quindi tutto sommato il risultato è giusto. Dobbiamo crescere un po' come squadra, nel senso che nel momento migliore bisogna saper chiudere le partite. Per il resto sono contento perché ho sentito il risultato di Nuova Feltria che ha perso in casa con Riccione, quindi rimaniamo primi con 2 punti di vantaggio, teniamo Santermete a 4 e ci prepariamo bene per l'ultima partita in casa col Verrucchio per cercare di fare il massimo. Allora, tu che lo conosci bene, tra l'altro ha avuto anche un complimento da Valentina, lui mi sta dicendo in questi giorni, io cerco la ragazza Daniele, salutiamo Alex Martino, hai avuto un complimento da Valentina, dice che sei simpatico, la simpatia Alex aiuta con le donne. Sei un grande. È un grande, Numero uno, è un armadio, se lo vedi veramente l'hai visto poi tra l'altro. Caro Giacomo, grande in tutti i sensi. credi più nell'ottimismo di Alex Martino, quindi voti per la vittoria finale del Santermete, o credi più nel Morciano e nel Nuova Feltria? Se passa la Parigite, più per il Santermete. Ormai la Parigite non serve più a niente. niente. Ha già i 3 punti domenica prossima. Infatti, quindi adesso deve veramente puntare sempre alla vittoria. Anche ieri aveva visto questa possibilità con questo big match e visto il risultato, il passo falso del Nuova Feltria, che è quella che in questo momento preoccupa di più, poteva veramente fare il balzo in avanti. Però può puntare solo al secondo posto e semmai ai playoff il Santermete, perché lo ricordiamo ormai Morciano Sì, ha acquisito. Mirko, più Nuova Feltria o Morciano? Una bella lotta, sicuramente Morciano è quello che è più in palla. Morciano ha fatto la rincorsa, l'ha visto, purtroppo adesso deve sperare un po' nelle disgrazie altrui, ci sono sempre comunque playoff, quindi vediamo. Tu Luca sei di quelle parti? Io sono di Morciano, di Morciano, quindi Morciano. Morciano. Hai già sentito qualcuno della società? No, ho allenato 5-6 anni fa a Morciano. 5-6 anni fa mi però ricordo. Hanno fatto una bella cavalcata, merito loro, demerito del Nuova Feltria, perché ha avuto un calo. Sarebbe bello incontrarle tutte e due magari. Il prossimo anno. Vediamo. Anche il Santermete, scusate. Ora vediamo. Sono Alex no. Purtroppo ne va su una e le altre i playoff, come diceva con Giacomo, sono lunghi, soprattutto dopo i playoff sono molto lunghi. Vi sentite per telefono Esatto. semmai, prego. Ora vediamo Nuova Feltria contro Riccione. Si parte col sorriso da alcuni piccoli supporters gialloblu. La partita di quelle calde, da una parte un paese che porta oltre 400 unità allo stadio, che sono in ritorno in promozione dopo 20 anni, dall'altra l'Unione Calcio Riccione, che è la partita con i favori del pronostico ad inizio campionato. Si spera nel segno X tra Santermete e Morciano, anche se i gialloblu di Fabbri sono costretti a ottenere i 3 punti. L'inizio è dir poco che incoraggiante. Amantina è rientro dopo più di un mese, al primo a lungo si stira ed è costretto a lasciare il campo, anzitempo. Il Riccione ne approfitta nel migliore dei modi, prendendo Metti. L'iniziativa di Amati si spegne di poco alta.
giocata, ma il preludio al gol. Dalla bandierina in effetti Biad pennella per Musa Belliu che schiaccia il pallone di testa, che sbatte più a suo terreno per poi infilarsi alla destra di Semprini. Sarà questo il gol partita. Il Nova Feltia cerca l'immediata risposta. Cupi mette al centro per l'inconata di Francesco Baldini che si alza sopra la traversa della porta difesa da Giustolisi. Qui è lo stesso Cupi ad aprire e chiudere questa azione dopo un duetto con Tommaso Raffaelli che lo porta a sfiorare la marcatura. Il rientro dagli spogliatoi produce questa rimessa laterale sulla quale Baldini appoggia di testa la sfera a Giustolisi. Nova Feltia si sbilancia e permette a buon tempo di saltare Rinaldi, ma poi durante la corsa quest'ultimo si allunga troppo il pallone permettendo a Semprini di recuperarlo. I locali sono alla ricerca disperata del pareggio. Bolzonetti ringrazia, ma Gallesi da perfetto attaccante fa il movimento esatto per ricevere il pallone dal compagno, ma scarica la sfera addosso a Semprini. Amati, da calcio piazzato, prova a chiudere a lui, ma niente da fare. Dalla parte opposta Gori pennella per Baldini che di testa non riesce a incidere come vorrebbe, ma il Semprini Show è destinato a proseguire. Pallone scaricato su Lorenzo Fraboni che, pressato a Bolzonetti, favorisce la conclusione di quest'ultimo. Semprini nega la rete al centrocampista in maglia numero 4. L'arbitro non vede neppure la deviazione del portiere. Il Nova Feltia, tenuto a gara dal proprio portiere, cerca la disperata di gettarsi in area avversaria. Fararbego l'innesca Cupi che in torsione non trova la deviazione vincente stile vecchi tempi. Lo stesso terzino duetta con Baldini, pallone alzato a campanile, prima che l'attaccante riesca a recuperarlo per calciarlo di forza verso lo specchio della porta. Pallone alto. Nel finale Pivi, appena entrato, riceve il cartellino rosso per una manata rifilata a Paolo Gori, che nel tentativo di proteggere l'uscita di Semprini riceve per l'appunto l'irregolarità dell'avversario. Cartellino rosso diretto e uscita anzitempo dal terreno di gioco. La gara termina qui. Il Riccione mendica la sconfitta dell'andata, mentre Nova Feltia spera ancora in una vittoria in casa del Valconca e una sconfitta in contemporanea del Morciano per aggiudicarsi questo campionato. Ma davvero la strada sembra difficile. Auguri di cuore. Sì, mi unisco innanzitutto intanto ai complimenti di Luca per il Morciano, grandissimo campionato stanno facendo, come lo stesso il Santermete e lo stesso il Nova Feltia. Sono arrivate un po' di critiche per la squadra gialloblu, giuste anche perché pagano degli errori di ingenuità questi ragazzi. 3 partite raggiunti al 95esimo, quella più pesante ovviamente col doppio uomo in superiorità numerica contro il Morciano, passati in vantaggio al 90esimo, raggiunti al 96esimo. Anche questo fa parte del calcio, stanno pagando un po' anche un calo fisico, tanti infortuni. Mi sento di dire un messaggio particolare alla società di tenere duro e di cercare il tutto per tutto, perché la speranza è l'ultima a morire. Poi se si dovesse passare attraverso i playoff, come ha detto in maniera ottimistica il presidente del Santermete Martino, è giusto che anche la società gialloblu, dopo lo splendido campionato che ha fatto fino a questo momento, ci creda fino in fondo. Questo mi sento di dirlo ribadendo anche l'ottimo lavoro fatto in questo campionato da Achille Fabbri e dai suoi ragazzi. Ebbene, Stefano, molto velocemente direi di farci vedere solamente risultati, classifiche, prossimo turno del campionato marchigiano, perché purtroppo non c'è il contributo video filmato dalla nostra Veronica Lisotti, e quindi prego Valentina. Mondolfo Camerino 1-1, Gabice Gradara Cantiano Calcio 3-3, Laurettina Senigallia 1-1, Porto Recanati Filotranese 0-3, Passata Empese Moglie Valesina 0-0, Sassoferrato Osimana 2-2, Olimpia Marzocca Valfoglio 1-2, Real Metauro Villamusone 1-0. Andiamo a vedere la classifica perché si fa delicatissima per i Gabice purtroppo, prego. Porto Recanati 50 punti, Sassoferrato 47, Mondolfo Filotranese 45, Olimpia Marzocca 44, Camerino 42, Osimana Valfoglia 41, Senigallia 36, Passata Empese Laurettina 34, Cantiano Calcio 32, Gabice Gradara, Villamusone 31, Moglie Valesina 20, Nuova Real Metauro 17. Andiamo a vedere adesso il prossimo turno sempre del campionato marchigiano, così vediamo anche la sfida che riguarda vicino i Gabice Gradara. Vai. Disputeranno Senigallia Camerino, Filotranese Laurettina, Moglie Valesina Mondolfo, Cantiano Calcio Nuova Real Metauro, Gabice Gradara Olimpia Marzocca, Villamusone Passata Empese, Osimana Porto Recanati, Valfoglia Sassoferrato. Ebbene, siamo in chiusura. Stasera volevo appunto lasciare per ultimo questa battuta. Abbiamo trovato moglie al nostro Alex Martino, o meglio fidanzata, dai che scherzo. E poi ovviamente prossimo turno Nova Feltia se la vedrà sul campo dell'Alta Valconca per quanto riguarda la prima categoria, e il Morciano in casa riceverà il Verrucchio. Saranno questi i 2 campi più importanti che seguiremo con le nostre telecamere per cercare di capire chi vincerà il campionato di prima categoria. Grazie questa sera al nostro Giacomo Alpini. Grazie a te, ciao a tutti. Lo ritroveremo anche in Sport Up, grazie nel frattempo a Mirko Mariotti. Grazie a tutti.
Grazie al mister delle Pietracuta, Luca Fregnani. Grazie a voi, buonasera. Un abbraccio, complimenti a te e tutta la dirigenza rossoblu. E infine salutiamo il giornalista Alessandro Marzocchi. Grazie a te e ricordiamo questo. Bravissimo, bravo all'Abumacco, che poi presenteremo anche nel corso di Sport Up. Noi ci vediamo tra poco con Sport Up, tutto su Rimini Calcio. Grazie.